Contro Montebelluna sarebbero serviti dei punti pesanti per scavare un solco importante rispetto alla zona calda della classifica. Invece al Palamare la SME è incappata in una sconfitta che fa male, che rimescola nuovamente le carte in coda alla vigilia di un trittico di grande difficoltà per il quintetto giallo-blu, ad incominciare dalla partita di domenica prossima sul neutro di Annone Veneto contro il Corno di Rosazzo. Caorle ha retto il confronto sinché ha avuto benzina, andando all'intervallo lungo avanti di 5 sul 38-33, ma successivamente è venuta meno la lucidità. Molte palle perse ed alcune scelte al tiro errate hanno lasciato il via libera ai trevigiani. Nel finale, con un sussulto d'orgoglio, la SME era anche riuscita a trovare la parità sul 67-67, ma c'è stato poco da fare. Montebelluna è salita nuovamente in cattedra e questa volta Caorle non è più riuscita a replicare. Certamente fa male, però la situazione è una conseguenza dei problemi che abbiamo proprio di giocatori. Abbiamo Eric Visentin che sarà fuori fino a marzo, immagino. Oggi avevamo giocatori con la febbre, avevamo giocatori che non avevano fatto allenamento per causa di infortuni e non ci si inventa niente. Difatti Montebelluna è stata molto brava a sfruttare 20 palle perse e praticamente i loro 4 veterani hanno fatto la partita, perché tra Gagliazzo, Marcon, Sacchet e Jovancic hanno fatto loro la partita. Il fatto dell'esperienza più la nostra difficoltà nell'aver fatto un po' di allenamenti insieme ha fatto sì che siamo andati incalando dal secondo quarto in poi. Nel terzo abbiamo subito un po' troppo e lì poi è stato veramente più difficile. Sembravate anche essere riusciti un po' a riprenderla in qualche maniera, siete riusciti nel finale, nell'ultimo quarto, a raggiungere anche la parità. Sì, no, devo dire che noi ci abbiamo creduto, abbiamo lottato fino alla fine. Il discorso è che poi la gestione dei palloni importanti, giocatori con l'esperienza la sanno gestire meglio, noi non abbiamo gestito benissimo e poi alla fine 7 punti sono un paio di tiri, quindi non è il discorso. Fortunatamente sono 7 punti che possono essere rimediati alla gara di ritorno, sempre considerando le classifiche molto corte che quest'anno il campionato ci presenta. Ecco, allora pensiamo subito alla prossima partita, non resta appunto che metabolizzare questa sconfitta. Si andrà a giocare, ricordiamo, domenica prossima ad Annone, non qui a Caorle, prima del girone di ritorno con Corno di Rosazzo. Sì, è importante per noi fare allenamento il più possibile in salute per poterci preparare a questa gara. Noi ovviamente lavoriamo sempre forte in allenamento, quelli che riescono a starci, e vogliamo presentarci bene per la partita di domenica, importante per tanti motivi. Soprattutto nel primo quarto abbiamo sofferto molto, Caorle è partita bene, noi invece siamo stati molto titubanti, molto insicuri, abbiamo fatto solo 12 punti nel primo quarto, sicuramente merito della difesa di Caorle ma anche del merito nostro. Poi diciamo, alcuni giocatori sono riusciti a entrare in ritmo, hanno cambiato un po', diciamo così, l'inerzia della partita, tra questi Gagliazzo ma anche Jovanovic dopo si è ripreso molto bene e da lì ci siamo un po' sbloccati e poi tutto sommato con una prova sono abbastanza contento al di là della vittoria, anche perché è stata una prova di squadra dove ognuno ha dato un contributo importante e questo è quello che dobbiamo fare noi, perché inevitabilmente non siamo una squadra che ha un solo giocatore che ci consente di vincere le partite. Ecco, nel finale avevate messa forse a rischio perché Caorle era riuscito anche a pareggiare. Sì, Caorle è comunque una squadra che ha anche dei giocatori importanti. Masocco, Rizzetto oggi ha fatto una partita straordinaria e anche gli altri, il quintetto è molto buono. Io penso che Caorle abbia avuto la sfortuna nei momenti decisivi della partita, in cui la partita era aperta, di pagare le rotazioni a livello proprio di categoria, di esperienza. E noi lì abbiamo trovato la forza, la fiducia invece, avendo un quintetto di maggiore esperienza, di portare a casa una partita che comunque è stata combattuta fino alla fine. Ecco, un campionato che soprattutto in coda continua a essere indecifrabile.
Ma sì, ma qui il discorso non è solo coda, il discorso è che qui se tu giochi, vieni a Caorle a giocare o vieni a Montebelluna a giocare, e sto parlando delle squadre che oggi sono in fondo alla classifica, e nessuno ha una partita facile, perché sostanzialmente a mio avviso, me ne parlavo anche con Frattini, quest'anno c'è un grandissimo equilibrio, per cui sì, è vero che ci sono squadre in fondo alla classifica, però è anche vero che questo è un campionato dove vinci 2 partite e ti trovi a combattere per poter andare ai playoff, perdi 2 partite e ti trovi in un'altra classifica, e tutti possono vincere con tutti, per cui è un campionato apertissimo, molto bello da questo punto di vista, però allo stesso tempo molto impegnativo.